Amici di Sport Easy, buongiorno e buona domenica da Francesco Camuca, ben trovati a Villa Sant'Alfonso, al campo della Panormus. Per capirci, si affrontano per la 10ª giornata del campionato provinciale Under 14 di Palermo il Sant'Ernesto e il Casteldaccia. Sant'Ernesto che è reduce dalla bella vittoria ottenuta a Caccamo nel recupero giocato proprio all'indomani di Capodanno contro lo Sporting Termine, un bel successo per 2-1 che vi abbiamo anche raccontato in diretta. Dall'altra parte il Casteldaccia guidato da mister Lanza che cerca punti, vuole comunque vuole ben figurare in quello che è uno dei primi impegni del nuovo anno. La prima buona notizia è che è tornato il sole dopo una settimana un po' tribolata da questo punto di vista a Palermo, in Sicilia in particolare, e siamo dunque pronti a inaugurare questa lunga domenica di dirette targate Sport Easy. Cominciamo adesso, finiamo praticamente intorno alle 5 del pomeriggio con le ultime gare di eccellenza. A breve anche durante la gara un piccolo excursus di quello che sarà il nostro programma che vi accompagnerà in maniera graduale anche durante la mattinata, perché trasmetteremo anche un altro match di calcio giovanile. Intanto mettetevi comodi perché è iniziata Sant'Ernesto Casteldaccia. Approfitto anche per elencare quelle che sono le formazioni, partendo dalla squadra di casa creata da mister Torregrossa. E qui perde palla e concede un fallo tra gli avversari. C'è in porta La Rocca col numero 1, poi col 4 Lo Cacciato, col 7 La Parola, col 3 Brigaglia, col 10 Sistori, col 6 Trupiano, con l'11 Acquisto, con il 17 Marsalisi, con il 9 Siracusa, con il 10 Russo, anzi con il 14 Russo. Dall'altra parte Casteldaccia in campo in ordine rigorosamente numerico, con il numero 1 Fricano, numero 2 Modica, numero 3 Leonardo, numero 4 El Gauri, col 5 Colletta, col 6 Manfrè, col 7 Cuti, con l'8 Gambino, col 9 Grasso, col 10 Salvatore Leonardo, mentre col 3 gioca Davide Leonardo, e infine con il numero 11 Di Pasquale. Qui prova proprio la squadra Oro Amaranto ad attaccare per vie centrali, col pallone adesso scaricato all'indietro su Capitan Modica. Riesce a liberare la difesa del Sant'Ernesto che cerca adesso di ripartire, ma riconquista Gambino fermato dall'intervento di Brigaglia, e allora c'è la ripartenza da parte di Siracusa che va a cercare con questo lancio Sistori, fermato in fallo laterale. Ricordo, naturalmente si gioca sulla distanza dei 70 minuti, le frazioni da 35 minuti ciascuna. Qui la palla messa dentro da Brigaglia a cercare Russo che prova a intervenire. C'è l'intervento da parte della difesa ospite, alimenta l'azione con questo lancio e poi la palla allontanata forse con un fallo di mano sul lancio di Uttuso. Ferma tutto la linea difensiva ancora del Casteldaccia. Poi La Rocca rilancia subito il controllo da parte di Acquisto, poi si gioca a spalla alla porta con Sistori, ancora Acquisto che si inserisce tra le linee, pallone messo in mezzo, allontanato però sui piedi di Siracusa che prova a girarla in porta. Ancora si lotta al limite con Russo, poi conclusione di Sistori sopra la traversa. Primo tentativo verso la porta del Sant'Ernesto. Diciamo che questa è una delle partite fuori classifica che dunque non assegnano punti, a differenza ad esempio di quella vinta dai ragazzi di Coach Torregrossa il 2 gennaio contro lo Sporting Termine. E qui ancora attacca la squadra oggi in tenuta bianca e blu
che viene però fermato. Allora prova a ripartire Salvatore Leonardo, subito fermato dall'intervento di La Parola. Tocco largo sulla sinistra per Acquisto, la palla che viene messa in mezzo. È una via di mezzo tra un tiro e un assist sul quale non riesce ad arrivare Acquisto. La palla che si spegne oltre la linea di fondo. Sarà un rinvio per la squadra di Mister Lanza. Battuta lunga, il controllo in mezzo al campo da parte di Coppola, poi arriva già al limite dell'area per questo tentativo mancino. Pallone fuori con deviazione, calcio d'angolo. Ci ha provato dello specifico Siragusa, la conclusione deviata dal capitano Gabriele Modica. Dalla bandierina La Parola. Corner battuto corto con La Parola che scambia con Sistori, cross, ancora deviazione, altro corner, il secondo nel giro di pochi secondi per il Sant'Ernesto. Ancora La Parola, forse questa volta soluzione dentro l'area di rigore, colpo di testa all'indietro e la palla che si insacca e l'autogol che sblocca la partita in favore del Sant'Ernesto. Deviazione sfortunata, non sono riuscito a capire da parte di chi. Sicuramente la presenza dentro l'area di rigore di Locacciato ha costretto la difesa casteldaccese a intervenire, però in maniera maldestra, e quindi cambia il parziale al quinto minuto. Segna il Sant'Ernesto e cerca subito di reagire il Casteldaccia, anche se fa fatica ad uscire dalla propria zona di competenza, perde anche palla. Sistori, lo scambio con Siragusa, la palla che arriva dentro l'area di rigore, la insegue Russo che col tacco cerca di renderla ancora giocabile, poi Sistori, ma c'è stato un fischio e il calcio di punizione sempre per il Sant'Ernesto, che ha iniziato sicuramente a buon ritmo questa partita. Va a battere Brigaglia col mancino, quindi effetto a rientrare, vedremo anche se cercherà l'effetto sorpresa e andrà per i pali il numero 3 del Sant'Ernesto. Tutto il Casteldaccia dentro la di rigore o addirittura al limite con un solo elemento. C'è il fischio, la partenza di Brigaglia che in effetti cerca la porta, interviene Fricano in uscita, poi la palla rimane lì, serie di batti e ribatti, infine conclusione deviata, prova ad arrivare Russo, arriva prima di lui proprio il portiere Fricano. La battuta del numero 1 del Casteldaccia, colpo di testa da parte di Uttuso, poi corre sulla sinistra Acquisto che cerca la sterzata, viene fermato, Brigaglia recupera, ancora Sant'Ernesto che riesce a far gioco, anche se qui perde palla, e allora Salvatore Leonardo spinge la ripartenza, poi pallone giocato vicino per Gambino sulla corsa dei compagni, nello specifico di Manfrè, esce bene la Rocca. Coppola cerca la giocata tra linee, viene fermato, poi recupera il pallone Canier che va lungo, colpo di testa di Davide Leonardo sui piedi di Siragusa, affrontato da Acuti che non riesce a fermarlo. Ancora il duello tra i due, il numero 7 del Casteldaccia che la mette in fallo laterale. Brigaglia, palla alla porta Siragusa, non riesce a tenerla. Il pallone allontanato da Locacciato, poi Coppola la può solo sfiorare. Buona qui la giocata di Grasso che prova a mettersi in proprio, viene fermato col fallo dalla Parola. Allora calcio di punizione in favore del Casteldaccia che prova a imbastire una reazione. Sarà quasi una specie di maratona quella che ci accompagnerà in questa
domenica di metà gennaio, perché al termine di questa gara al Pietro Pisani, dopo la partita dei giovanissimi di Academy Palermo Calcio e Cus Palermo dell'altro girone di questo campionato, poi spazio come sempre alle gare di eccellenza e promozione, in particolare occhi puntati sul Geraci che torna tra le mura amiche per la promozione, poi anche altre gare, tutte da seguire a breve, vi darò il dettaglio. C'è questa punizione intanto per El Gauri, fischia l'arbitro, cerca la porta, bravissimo La Rocca in due tempi, l'ha gestita bene il portiere del Santernesto, che va subito al rinvio, pallone messo in fallo laterale dall'intervento di Colletta. C'è una rimessa per il Santernesto con Ottuso, altro colpo di testa di Colletta, altro fallo laterale per la squadra di Torregrossa che guadagna metri. Altra rimessa, altro colpo di testa sempre di Colletta, sempre un fallo laterale, e va di nuovo Marcello Ottuso. Coppola, la girata, poi prolunga acquisto, cerca Siragusa che viene anticipato, poi Brigaglia con il cross, buca la difesa, prova ad arrivare Russo ma viene anticipato dal ripiegamento difensivo di Grasso, pallone messo fuori. Coppola, il controllo di Sister che cerca il dribbling, viene fermato, poi ancora Santernesto che cerca il recupero palla, non lo trova, c'è la deviazione dell'arbitro che dunque dovrà scodellare all'indirizzo dei giocatori del Casteldaccia. Siamo ormai alla fine dei primi 10 minuti di gioco, il punteggio lo vedete, Santernesto 1, Casteldaccia 0, in virtù dell'autogol che ha consentito alla squadra di Torregrossa di sbloccare la gara, rimessa proprio per i padroni, rimessa Casteldaccia. Il direttore di gara ha cambiato idea in corso d'opera, Colletta con le mani, il colpo di testa di Ottuso, poi il controllo di El Gauri, cerca di liberarsi, la palla messa fuori da Russo, allora Colletta con le mani, cerca i compagni in avanti, interviene invece Canie, poi Colletta ancora, El Gauri fermato forse col fallo, non secondo l'arbitro, allora si riprende con questo lancio lungo intercettato dall'intervento di Modica, però alimenta l'azione acquisto. Palla dentro, leggermente sporcata, non ci arriva Russo, dovrebbe comunque essere rimessa per il Santernesto, così è. Arriva Ottuso a occuparsene. Non riesce a controllare Russo e allora prova a ripartire Grasso che viene però fermato da Canie, poi ultimo tocco di El Gauri. Una rimessa in favore dell'Academy. Ottuso lungo verso l'area, poi in qualche modo mette fuori la difesa del Casteldaccia, non riesce a tenerla in campo El Gauri. Rimessa Santernesto con Ottuso che la dovrà battere un paio di metri più avanti per la chiusura di Colletta. Cercata l'area di rigore, pallone controllato e poi messo fuori da QT. Brigaglia corre, poi scambia con Sister, il passaggio di ritorno non perfetto, poi Coppola lascia allo cacciato. Brigaglia, lungolinea, cercare acquisto che viene però fermato da QT che concede il terzo calcio d'angolo alla squadra avversaria. La battuta di La Parola, questa volta QT riesce a metterla fuori dallo specchio, corner numero 4 per il Santernesto. Palla dentro l'area, prova ad arrivare Canie, poi palla che rimane lì, QT allontana in qualche modo, arriva sul pallone Sister, il dribbling, il sinistro respinto
poi Coppola, rialimenta l'azione, Sistori prolunga, arriva Russo, controllo e mancino ancora debole, poi si lotta in mezzo al campo, l'arbitro ferma il gioco perché si è fatto male Sistori. Si rialza il capitano, nonché numero 10. Pallone che verrà scodellato al Casteldaccia, che lo ha già rimesso in gioco. Rientra Sistori, allora torna la parità numerica, proprio servito da Coppola, non riesce ad arrivare, poi Siragusa fermato dall'intervento di Cuti, non riesce però ad uscire, palla al piede del Casteldaccia, controlla Sistori, almeno ci prova, Cuti lo ferma, la palla per Manfred, fermato ancora, Brigaglia però a passare ai vie centrali, riesce a pulire bene il pallone, serve lo cacciato, palla per Uttuso, lancio completamente sballato, c'erano rifornimenti lungolinea, qui recupera Coppola, il controllo, Coppola alla fine interviene, Uttuso, Cagnè, palla indietro per la Rocca, lancio in avanti, colpo di testa effettuato da Di Pasquale, poi acquisto, lungolinea, Sistori scambia ancora con acquisto, tocco per la Parola che si sgancia a destra, tiene la palla in campo la Parola, allunga la falcata, propone questo cross e alla fine Fricano con i guantoni. Scade il quarto d'ora del primo tempo, il primo quarto d'ora del primo tempo, sempre avanti, 1-0 il Santernesso che sta gestendo bene il ritmo della partita. Acquisto fermato dall'intervento di El Gauri, poi Manfred fermato anche lui, Sistori, acquisto, lungolinea a cercare Siragusa, qui intanto il direttore di gara ammonisce Siragusa, c'è un po' di discussione perché Siragusa è stato ammonito per aver, presumo, tenuto la palla lontana quando c'era a battere la rimessa. Il problema è che il direttore di gara non ha fischiato e quindi Siragusa ha proseguito come se l'azione fosse ancora in gioco, qui un po' strana come decisione da parte del direttore di gara. In ogni caso Brigaglia torna indietro da La Rocca, il lancio controllato da El Gauri, pressato, riesce a tenerla, palla per Grasso, fermato da Ottuso, fallo laterale per il Casteldaccia che prova a riaffacciarsi in avanti, rimessa con il controllo da parte di Gambino, pallone allontanato da Canier, poi Coppola, la Parola fermato in fallo laterale, anche non te la posso passare. la rimessa con il colpo di testa, il solito Colletta a mettere in fallo laterale, ancora Ottuso, altro colpo di testa, questa volta di Grasso, poi colpisce anche Russo, è lui l'ultimo a toccare, fallo laterale. Questa volta Colletta esegue la rimessa, Grasso prolunga, di testa Ottuso, poi Coppola cerca di lottare la Parola come al solito, rimessa per il Casteldaccia,
con la palla messa dentro da Colletta. Ottuso di testa, sempre Coppola, poi Grasso, si lotta, alla fine ne esce vincitore il Sant'Ernesto con Brigaglia. Ottuso indietro alla Rocca, vuole dare ordine la squadra di Torregrossa. Siracusa scavalcato dal pallone, arriva Russo che sbaglia, poi colpo di testa a prolungare, poi quello di Locacciato, Brigaglia allontana Cutì, Canie la fa rimbalzare, poi alza questo campanile, colpo di testa all'indietro da parte di Gambino, e allora Sant'Ernesto che può imbastire una nuova azione con Acquisto, fermato. Gambino torna bene nella sua posizione, poi Sisteri gliela porta via. Locacciato, Ottuso, lungo a trovare Russo, poi Siracusa lancia perché vede che si è smarcato la Parola all'1 contro 1, serie di finte, il campo è finito, però l'arbitro non se ne accorge che la palla è uscita, allora si continua a giocare. Noi sicuramente abbiamo una prospettiva più privilegiata. Coppola, Siracusa con il tiro, la parata in 2 tempi da parte di Fricani. Patte lungo, il portiere del Casteldaccia, che qui si è disimpegnato bene su questa conclusione di Siracusa. Qui Cani è bravissimo. Russo anticipato dall'intervento di El Gauri, poi la Parola, Russo, Coppola cerca la palla in verticale, viene anticipato Acquisto, poi spazza via Modica, Canie controlla il Gauri tra le linee, bravo a recuperare la Parola, poi duello tra i due, arbitro fischia in favore del Sant'Ernesto. Acquisto in verticale Sistori, poi Siracusa, zona di tiro per lui, ci prova infatti, altra conclusione questa volta debole, pochi problemi per Fricano che può lanciare lungo. Coppola poi prova a subentrare nell'azione Gambino, Grasso si libera, prova a correre, Canielo anticipa, fallo laterale. La rimessa col colpo di testa, poi subentra l'azione Acquisto, recupera però il Casteldaccia con questa palla giocata in verticale da Manfredi, chiude Locacciato, fallo laterale. Rimessa qui meritevole del cambio, visto che c'era un piede dentro al campo, palla intanto dentro. La rimessa con Grasso che la mette dentro ancora con un piede dentro al campo, poi Gambino cerca di liberarsi senza successo di Pasquale, allora Sant'Ernesto che prova la ripartenza, sbaglia però il tocco, in questo caso Acquisto, corre la Parola, fallo laterale. Rimessa per Ottuso, di testa Siracusa, poi altra palla messa fuori sulla testa di Di Pasquale. Canie in qualche modo 2 volte riesce a liberare, poi esce anche in dribbling. La Parola verticale, la palla toccata però finisce dalle parti di Sistori che preferisce accontentarsi del quarto calcio d'angolo in favore dei suoi. Sale Locacciato, direttore di gara che assegna rinvio. Tra lo stupore generale, che tante cose Sistori aveva anche dato una bella spallata al suo avversario per guadagnarsi il corner, quindi corner per il Sant'Ernesto, rimangono 3. Quinto
Intanto serie di tocchi, Kanye 2 volte riesce a liberare, poi Coppola, La Parola allarga sul russo, scambio che non si chiude dall'intervento di El Ghauri, ma La Parola torna a ringhiare sul suo avversario e alla fine tocca per ultimo nel contrasto con Grasso. Occhio, Peppe arriva. La battuta, colpo di testa appena accennato da Grasso, poi Gambino, lungolinea a cercare la corsa di Salvatore Leonardo, anticipato da Cagna, poi rinvia bene la Rocca. Colpo di testa di Colletta, poi pallone messo fuori da Davide Leonardo. La Parola, bene di prima per Siracusa. Acquisto, cerca di piazzarla col sinistro, esce un tiro debole ma soprattutto fuori misura. La battuta lunga, però non trova deviazioni. Altra rimessa per il Sant'Ernesto. Intanto Cielo torna a farsi minaccioso. E recupera il pallone il Sant'Ernesto, messo fuori da Modica, che guadagna anche un fallo laterale. Mentre ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti del primo tempo. Punteggio cambiato dopo 6 minuti grazie all'autogol che ha sbloccato la partita. Con le mani Brigaglia, di testa all'indietro Gambino, Cuti deve inseguire il pallone. Adesso pressato da Sistori che riesce a portarglielo via, poi serie di deviazioni e adesso c'è il quarto angolo per il Sant'Ernesto. L'angolo di La Parola, sempre primo palo, colpo di testa a mettere fuori, poi Sistori la piazza con il destro! Gran gol questo da parte di Sistori, 2-0, pennellata, quello che è stato sdoganato come tiragiro negli ultimi anni. Lo mette a segno Sistori, 2-0 al 26esimo. Ha avuto tutto il tempo di sistemarsela, sicuramente non soddisfatto mister Lanza, che invece a occhio sta anche apportando delle modifiche tattiche, che ha detto ai suoi di giocare a 3 in difesa, quindi potrebbe diventare un 3-4-3 o un 3-4-3 per il Castelluccio, che però ha già perso palla. Siracusa la perde anche lui, prova a ritrovarla, la ritrova. La Parola, Coppola pressato, è fermato all'intervento di Salvatore Leonardo. Bravo però Cani ad uscire, ottima giocata ancora del 15 che poi la perde, e allora occhio alla corsa da parte di El Ghauri che anticipa il difensore, bravissimo qui con l'uscita la Rocca, poi bravissimo anche Coppola perché ha tolto la palla dalla disponibilità degli avversari con la porta vuota. E infine conclusione di El Ghauri, la Rocca. In quella che è stata la prima sortita di un certo rilievo da parte del Casteldaccia, e qui si scopre, allora corre Brigaglia, area di rigore, Brigaglia, la respinta, ancora Brigaglia, pallone che rimane buono per lui, non riesce a calciare la seconda volta, poi Siracusa, occasione per il 3-0 per l'Academy. Qui Siracusa fermato, calcio d'angolo numero 5 per la sua squadra. Qui Brigaglia ha avuto l'opportunità di segnare il gol con lo stesso numero che porta sulla maglia, ovvero il 3. A 7,5 dalla fine del primo tempo. La Parola, calcio d'angolo, poi Canie, conclusione bloccata.
in quello che è stato il quinto angolo battuto dal Sant'Ernesto, in quello che è stata una partita che fin qui monotono, con la squadra di Torregrossa padrona del campo. Siracusa anticipato l'intervento di Davide Leonardo, poi col tacco Sistori, gran giocata a smarcare Brigaglia. Brigaglia la smanaccia sopra la traversa africano, adesso ha più opportunità per sganciarsi a Fitz Brigaglia. Sesto corner per il Sant'Ernesto, che vuole provare a chiudere la pratica. Salvatore Leonardo non è d'accordo, ma qui sbaglia il tocco. Altro Sant'Ernesto che si avvale, come vediamo, sia a vista che anche con la conferma dalle distinte, di un personaggio di spicco del calcio, soprattutto quello dilettantistico palermitano, quello di Santomarramaldo, che si sta, diciamo così, rimettendo in gioco dopo aver fatto per tanti anni stagioni di rilievo in panchina, in particolare al Monreale, a cavallo tra promozione d'eccellenza, campionati di spessore, anche tanti giovani lanciati da Santomarramaldo, che oggi si trova a ripartire quasi da zero, quasi dai più piccoli, almeno per quello che riguarda i campionati federali, ovvero sia i giovanissimi provinciali. Sicuramente un supporto di grande importanza e rilevanza. Siracusa intanto va al tiro, blocca Fricano. Interviene Locacciato, poi tenta la giocata senza troppo successo. Qui Manfred, Coppola pressato, non perde la lucidità e la calma, scambia con Sistori. Cagni con il lancio, palla per Russo che prova ad arriva sul fondo il 14, poi gioca all'indietro sulla Parola, bravo in questo caso a fermarlo il numero 9 Grasso. Uttuso, Locacciato, palla per Brigaglia, Sistori, Coppola di prima, giocata che ci poteva stare, non c'erano però compagni a riceverla. Canie con l'ennesima chiusura, poi El Gauri, lungolinea per la corsa di Salvatore Leonardo, anticipato all'uscita con i piedi di La Rocca, che dimostra di avere ottimo senso della posizione. Qui la Parola per Russo, limite dell'area, se la porta al sinistro, tocca alla Parola, zona di sparo per la Parola, che invece preferisce toccare per Siracusa. Fuori gioco, fuori gioco. Dunque annullata la rete del 3-0 a Matteo Siracusa. Qui gradita da compagni, da Marramaldo, da Torregrossa, la scelta di La Parola di servire Siracusa. Ha messo sicuramente meglio piuttosto che cercare una conclusione, e comunque, visto che si trovava in area, ci poteva stare. Qui il Gauri, chiuso da Cagni, calcio d'angolo, il primo per il Casteldacci. Poco meno di 3 minuti, poco più di 3 minuti dall'intervallo di metà partita, a meno di eventuale recupero. Gambino, palla lunga sul secondo palo, colpo di testa di Salvatore Leonardo, poi l'intervento di Cuti che anticipa l'uscita di La Rocca e realizza in quella che forse è la prima vera conclusione verso la porta del Casteldaccia, che vale il 2-1. Qui bravo Cuti a crederci su un colpo di testa di Salvatore Leonardo che sembrava destinato ad uscire, mentre
si riprende, ancora un paio di minuti a giocare prima dell'intervallo. Adesso Casteldaccia che ci crede, ha la possibilità di riaprire una partita che comunque ha visto soffrire la squadra di Mister Lanza. Qui Russo in qualche modo la mette giù, Coppola la rilancia in avanti, Davide Leonardo in due tempi, controllo e lancio, Canier di testa in qualche modo interviene, poi l'ho cacciato, lo scontro duro con Salvatore Leonardo che cerca di liberarsi, è rimesso a terra, l'ho cacciato, Leonardo prosegue, va a calciare col destro, tiro rivedibile. Subito l'intervento dalla panchina. E subito quasi istintiva la corsa a recuperare dell'acqua per i 22, anzi 21 protagonisti, considerando che l'ho cacciato è a terra. Si rialza il centrale difensivo di Mister Torregrossa. Si riprende in 10 contro 11, per ora fuori, l'ho cacciato. Brigaglia si gioca, reclamano un fallo di mano del terzino sinistro i giocatori del Casteldaccia, mentre riparte il Sant'Ernesto con Sistori. L'avanzata di Brigaglia, c'è un altro giocatore del Sant'Ernesto a terra e poi la palla dentro per la conclusione debole da parte di Russo, mentre c'è un altro giocatore del Sant'Ernesto a terra. Si tratta di Acquisto. Si rialza Acquisto senza bisogno di far interrompere il gioco. Allora si prosegue, siamo già a 20 secondi oltre il 35esimo. Qui interviene l'ho cacciato, un minuto di recupero che inizia con Coppola e con Canier che recuperano l'ennesimo pallone. Un po' troppo lezioso Sistori. Brigaglia, controllo verso l'esterno e quindi orientato male da Acquisto, e allora fallo laterale con Modica. Salvatore Leonardo interviene, poi subentra nell'azione anche Cuti, poi Leonardo tocca per ultimo, palla controllata, finisce il primo tempo con esattamente un minuto di recupero. 2-1 per il Sant'Ernesto sul Casteldaccia dopo l'autogol che ha sbloccato la partita. Il raddoppio bellissimo da parte di Sistori, poi Cuti a 3 minuti dalla fine del primo tempo ha trovato il gol che di fatto tiene la gara aperta. Noi restiamo collegati qui da Villa Sant'Alfonso, clip consueta con le immagini dei campi targati sportivi e poi secondo tempo di Sant'Ernesto Casteldaccia. Prova ad approfittarne il Fugatore con questa palla in proposito da parte di Todaro a cercare Stabile che la mette in mezzo. Opportunità ghiotta per il Fugatore con Uspano che da 2 passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi, va Altieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantos, il pallone in mezzo e il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cisone avanza, Cisone, il pallone dentro a cercare Todaro, manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Fugatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus
Penso alla conclusione! Grimaldo! Del Monaco, poi Gallo, il pallone provato a cercare Grandis, mette il pallone! E con 1-0 di Torres! Santiago Torres! La super giovane calciatore avanti alla mezz'ora, il grido del Cianci. Abbiamo usato frequentemente per non salvarsi bene, intanto il pallone proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della giovane Castelbuono. Dovrà giocarla ancora il Fulgatore, Razak. Buona qui l'apertura, Spano! La palla che si perde al lato. Diallo, pallone per Pardo, c'è Diallo, posizione regolare, Diallo, palla al lato. Fischia l'arbitro, parte Razak. Telefonata per Spangone. Fischia parte Cirrone. Il colpo di testa, gol del Purgatore, la riapre Todaro. Gol del Purgatore al 70°. La tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo. Poi Suarez trova il pallone sul fondo, buona opportunità per Pardo. Da battere Belecco. Cambia con Jantus che vuole tenerla vicino alla bandierina. Jantus va via e poi 3-1. Grandis! Mette lui il punto esclamativo. Laureano Grandis. Ma qui è stata una grande invenzione da parte di Jantus. Conosciamo tutti le sue potenzialità ormai. Nuovo play del Fulgatore. Intanto Jantus va a cercare profondità Diallo. Diallo può andare in porta. Diallo mette il pallone in mezzo, Pardo. Esterno della rete, Pardo ad un passo del gol, in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Fulgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. E il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Fulgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro. Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti
Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici, che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà, lavorare sul campo e fare parlare gli altri. Noi dobbiamo pensare a lavorare, quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo, e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così, perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre, quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia, e anche se non facevo i gol vincevamo, e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito Teiner di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti, e penso Laureano aveva questa cosa in testa pure, che non segnava un bel po' di tempo, e ha detto se la metto dentro, e grazie a lui ho fatto il gol. Riprendiamo per il secondo tempo di Sant'Ernesto Casteldaccio. Il primo tempo si è concluso con il risultato di 2-1 in favore della squadra allenata da mister Torregrossa in virtù di un'autorete e della rete del 2-0 filmata da Sistori. Poi nel finale del primo tempo QT ha ridato vigore allenata da mister Lanza, che qui insegue il pallone, che finisce in fallo laterale. E allora può ripartire Modica con le mani, non riesce a controllarla proprio l'autore del gol, che ha riaperto una partita che per più di mezz'ora ha visto la squadra di Torregrossa avere un controllo quasi totale, trovando 2 reti, andando vicino anche alla terza, trovando anche la terza poi annullata per un fuorigioco di Siracusa. Ma attenzione qui alla parola proprio per Siracusa, che non riesce a liberarsi, e allora allontana la difesa Oro e Amaranto. Siracusa, Brigaglia con un po' di fortuna si libera del pallone. Sistori pulisce il pallone, lo cacciato e Canie, palla lanciata in avanti sulla parola, che la controlla, resiste anche ad un contatto, poi l'arbitro fischia. Questa è una notizia, considerando il suo rapporto un po' tribolato con il fischietto nel primo tempo. La parola con la punizione allontanata, poi ancora Canie con grande grinta cerca di arrivare Russo, non ce la fa, numero 14.
sempre una spina nel fianco, esterno destro nel tridente offensivo dell'Academy, scusate, del Sant'Ernesta, non dell'Academy. L'Academy sta per scendere in campo, 11:30 contro il CUS Palermo, stessa categoria, quindi giovanissimi provinciali della provincia di Palermo, però nell'altro girone B. Siracusa al contrasto con Colletta che gliela mette in fallo laterale. Arriva la Parola a effettuare la rimessa, anzi il calcio d'angolo. Interviene Lo Cacciato, allontana quello che è il sesto calcio d'angolo. Qui Sistori, bene per Russo. Ancora Sistori, pressato, riesce a tenere il pallone, il numero 10 arriva praticamente sul fondo al piccolo trotto, dribbling su Modica, palla messa in mezzo con i piedi il portiere, poi la Parola si defila, va a calciare ancora Fricano, bravissimo, 2 volte. Coppola qui recupera un buon pallone, Lo Cacciato con questa traiettoria che arriva dalle parti di Fricano, che qui ha salvato i suoi con questa doppia parata su Sistori e su la Parola. Manfred col tocco complicato da leggere e da gestire per Colletta, comunque riesce a mettere giù e a lanciare, prolunga di testa Manfred, Cuti, se viene Brigaglia, poi ancora Manfred, Coppola fermato in maniera regolare, Acquisto, passaggio sbagliato per Sistori. Qui Brigaglia anticipato, poi Cuti con il tocco per Salvatore Leonardo, fermato anche lui, prova a mettere ordine Manfred ma va a sbattere su Coppola, allora Sistori, si defila Siracusa per ricevere, palla proprio per lui, Siracusa con il cross morbido, Acquisto, spalla alla porta, prova a girarsi e calciare, palla fuori. Andiamo a vedere allora quelli che sono i giocatori a disposizione, partendo dal Sant'Ernesto che ha in panchina Trupiano, Marsalisi, Mellina, Corvaia, Ferraro e Catalano. Dall'altra parte in panchina in ordine di numero Giacalone, Di Giacinto, Arcuri, Fricano, Alessio Fricano, mentre sta parlando Andrea Fricano. A completare la panchina Amato e Imburgia. Entrambe le squadre prive di portieri di riserva. Per il momento non hanno cambiato nulla né Torregrossa né Lanza. Qui cerca di sganciarsi Gambino, viene fermato, poi Sistori anche con un rimpallo favorevole, la tiene sempre con lucidità il numero 10 che col tacco la gioca con Brigaglia, la palla esce, rimessa. Modica che la mette dentro, c'è pronto un cambio, me lo sono chiamato per il Casteldaccia. Siracusa, contrasto con Colletta, poi la gira Grasso, di testa Coppola, di testa anche Manfred, Coppola ancora, Acquisto, male qui per Siracusa, Coppola ancora, poi cerca di intervenire il Gauri, allunga la falcata il 4, inseguito da Canie, tocco all'indietro che non esce bene, dovrebbe essere comunque fallo laterale per il Casteldaccia. Il cambio per il Casteldaccia è il primo della partita, con l'uscita di Di Pasquale, l'ingresso con la maglia numero 17 di Lorenzo Amato. Dunque prima mossa da parte di Francesco Lanza, qui guadagna qualche metro col fallo laterale il Sant'Ernesto, sempre con Uttuso, l'intervento da parte di Colletta, poi la Parola, Acquisto, apre a sinistra per il solito Sistori, verticale a cercare Brigaglia, Brigaglia prova a passare dal centro, esce bene Fricano
sui piedi di Russo e mette subito i compagni in movimento il portiere del Casteldaccia. Cani interviene. Manfredi a vuoto, poi Siracusa, spizza per Sistori. Sistori, ingresso in area, col sinistro, respinge Fricano. Ancora ottimo senso della posizione del portiere del Casteldaccia, che ha coperto bene il primo palo. Uttuso, poi Coppola dopo l'intervento centrale ancora di Amato. La Parola, zona di sparo per lui! E la Parola questa volta batte il portiere del Casteldaccia, trova il 3-1, esultanza particolare, diciamo così, del numero 7, sicuramente uno dei migliori in campo in casa Sant'Ernesto. 3-1 al minuto 8 che sta per scadere. La Parola che nel primo tempo si è reso protagonista di un bel gesto di altruisto. Tanto ha ammonito mister Torregrossa, che il cui unico interesse era quello di valutare le condizioni del suo giocatore. Dovrebbe trattarsi di lo cacciato a giudicare, anzi non lo cacciato in piedi. Dovrebbe trattarsi a questo punto di acquisto a giudicare dai giocatori che sono in piedi. Si trattava di Ottuso del terzino destro, con il Sant'Ernesto che non riesce a gestirla, allora rimessa per il Casteldaccia con Modica. Prova a giocarla a QT, si continua a giocare dopo il contrasto tra QT e Acquisto. Pallone che rimbalza, Salvatore Leonardo la gira verso la porta, lo cacciato mette fuori. È rientrato Ottuso, quindi si torna pari, almeno a livello numerico. La Parola qui, esce palla al piede, cerca di allungare, viene fermato, allora Ottuso gli dà una mano. Poi il passaggio intercettato, Russo. Quella palla calciata in avanti da Manfredi, direttamente dalle parti di Laro. Brigaglia, qui spalla a spalla con QT, Brigaglia alla fine riesce a tenere il pallone, lo gioca bene in avanti, con lucidità. Acquisto, Sistori non arriva. Poi Gambino allo scambio con Amato, chiude Coppola. Poi ancora Casteldaccia in possesso con Salvatore Leonardo, fermato dal solito La Parola. Fallo poi. Quello di El Gauri che poi si spiega con gli avversari. Punizione, scaduto l'11° del primo tempo. Ancora una ventina di minuti per il Casteldaccia per cercare di riportarsi in linea di galleggiamento, anche se il Sant'Ernesto sta riprendendo a macinare gioco. Qui Siracusa fermato al limite. Salvatore Leonardo anticipato benissimo dallo cacciato. Esce palla al piede ma viene fermato a sua volta. Allora Leonardo fermato, QT fermato anche lui da un ottimo lo cacciato, che si becca anche gli abbracci dei compagni, anche perché a giudizio dell'arbitro l'ha guadagnata lui, l'ha rimessa. Canie con il lancio lungo a vuoto tutti, e allora Modica la gioca con qualche rischio, infatti la perde, poi
E lui in vantaggio sugli avversari, riesce a mettere quantomeno lontano dall'area. La tiene poi in campo Grasso. El Ghauri fermato, riesce a riprendersi il pallone. Bello questo duello con La Parola. L'arbitro punisce la trattenuta del numero 7 in maglia blu. Allora punizione Casteldaccia. Con la battuta da parte di Davide Leonardo, l'ho cacciato, controllo e rinvio. La Parola con il lancio per Siracusa, controllo quasi a sistemarla a Sistori, la mette fuori Leonardo senza badare troppo allo stile. Allora rimessa Sant'Ernesto in zona d'attacco con Brigaglia, spalla alla porta acquisto, chiude tutto Manfrè, la palla è uscita. La rimessa, Siracusa va a calciare subito, palla che non esce neanche male dal suo piede nonostante l'equilibrio precario. Bravo comunque Africano a leggerla. Il colpo di testa, poi quello di Kanye, dopo quello di El Ghauri, poi si lotta, El Ghauri si tocca la testa, forse ha preso una botta involontaria. La Parola non interviene bene, Gambino, palla in verticale per la corsa di Salvatore Leonardo, Kanye in netto anticipo appoggia alla rocca. Santo Marramaldo dal bordo campo, riconoscibilissimo dalla voce, il tecnico che assiste nominalmente almeno mister Torregrossa. Sistori con recupero, va Sistori, fermato dall'intervento di Manfrè, rimessa blu. Coppola, palla per Siracusa, fronte alla porta, viene fermato il suo passaggio, là cerca di uscire il Casteldaccia che ha spazio con Cuti. Cuti prova a passare, fermato da Brigaglia che ne stoppa la corsa. Amato, bravo qui Coppola con la scivolata. E allora La Parola con il lancio, palla toccata, Siracusa, esce tardi forse Africano, Siracusa però non riesce a batterlo, gli manca solo il gol, un po' come stava succedendo nella partita di Caccamo contro lo Sporting Termini, gol che è arrivato poi, ha regalato punti importanti alla squadra di Torregrossa. Tanto rimessa per il Sant'Ernesto, Siracusa si mette fronte alla porta, palla per Sistori, posizione irregolare. Secondo il direttore di gara, irregolare la posizione di Davide Sistori. Fermato per la seconda volta in questa partita in fuorigioco, in zona pericolosa quantomeno per gli avversari. Qui intanto la corsa tentata da El Ghauri, uscita di La Rocca. Qui intanto Salvatore Leonardo fermato, c'è ancora El Ghauri che prova a creare. Leonardo, palla sul destro, serie di finte, poi sinistro, ribattuto con il solito Canier. Poi Grasso fermato, si lotta lì, anche Ottuso, La Parola saltato, interviene Coppola, è scivolata. Allora fallo laterale, palla che arriva in aria, La Parola scorta l'uscita della sfera oltre la linea di fondo. Brigaglia, Coppola, si appoggia a Canie. La Parola di prima al Russo che prende il centro, attacca con 4 elementi il Sant'Ernesto. Sistori cerca di apparecchiare col tacco, poi Brigaglia. C'è stato uno scontro fortuito a centrocampo.
e Acquisto, colpo alla testa. Qui dovrebbe essere l'arbitro per primo a intervenire sui colpi alla testa e al volto. Colpo poco sopra la nuca. Si rialza un po' fatica Acquisto. Ovviamente un movimento blando su entrambe le panchine, finché l'unico cambio è stato quello di Amato al posto di Pasquale nel Casteldaccia. Ed è iniziato il 19° minuto. Rimessa di Modica imprecisa, Locacciato la mette in palla laterale. Palla. Rimessa ancora per Modica, poi Cani allontana, Amato, Coppola, La Parola per un flipper sulla tre quarti del Sant'Ernesto che recupera con La Parola, palla lunga per la corsa di Russo che prova ad arrivare in velocità, uscita di Fricano con i piedi, poi La Parola, Acquisto che si è ripreso, Sistori, Brigaglia, palla imprecisa per Acquisto. Rimessa controllata per un attimo da Acquisto, poi Salvatore Leonardo sbaglia, La Parola ci vuole riprovare, conclusione insidiosa ma comunque centrale, l'ha fatta scendere bene Fricano. Il rilancio, Coppola, poi qui a vuoto Manfred, Sistori attende l'arrivo di Brigaglia, Coppola, Locacciato, va a lungo, Sistori non arriva Manfred, poi lo scambio che favorisce Amato, fermato il 17, poi Cuti, fermato ancora da Coppola, ottima partita anche di Coppola, poi Sistori fermato da Cuti. Coppola, La Parola può controllare, limite dell'area, tocco largo. Rimessa per il Sant'Ernesto che sta spingendo alla ricerca della quarta rete. Brigaglia, palla alla porta Siracusa, non riesce a tenerla, si scontra con un avversario, poi Cani, tiro liberatorio che scende e per poco non centra i pali. La giocata da parte di Manuel Canie, partito dalla panchina contro lo Sporting Termini 10 giorni fa. Si sta rivelando un centrale molto affidabile accanto a Locacciato. Intanto palla giocata lunga, netto anticipo i difensori del Sant'Ernesto, qui Locacciato che la spazza più lontano che può. Colletta, forse l'ha toccata, forse no, in ogni caso arriva Fricano. Batte lungo il portiere del Casteldaccia, Cuti in qualche modo sfiora, poi La Parola. Palla in verticale per Sistori, posizione irregolare ancora, ma qui ancora più dubbi rispetto a prima.
Qui l'aveva messa bene al centro, l'assist per il tap-in a portavoto dei compagni. Fuori Coutinho il Casteldaccia, secondo cambio, l'ingresso con la maglia numero 14 di Di Giacinto. Vediamo se cambia e come cambia l'assetto della squadra di Lanza. Di Giacinto si va a mettere esattamente sulla destra nel centrocampo della squadra Oro e Amaranto. Qui la parola. Lancio lungo, Conte rimbalzi, Fricano la fa sua. Portiere classe 2011, come diversi elementi delle fila del Casteldaccia. Gambino, subito Di Giacinto coinvolto, vince il rimpallo, poi Leonardo fermato, ancora Di Giacinto, interviene Canie, poi Sistori prova a tenerla contro Manfred, ancora il 10 che alleggerisce la Rocca. Canie, l'avanzata di La Parola, prova a passare al centro, vince il rimpallo, vince anche il secondo, poi cambio gioco intercettato da Amato, ancora La Parola d'esterno per Brigaglia. Siragusa, serie di finte, poi Brigaglia in qualche modo la gioca, Coppola, nuovamente Brigaglia, chiude qui Modica sui piedi di La Parola, sterzata, La Parola è zona tiro, invece la tocca per Russo davanti al portiere, la rete del 4-1, questa volta è tutto buono, segna Russo e cala il poker il Sant'Ernesto. Qui azione insistita, gol cercato e voluto e alla fine trovato da Russo. Poco più di 10 minuti alla chiusura del match e di fatto il match lo chiude il Sant'Ernesto. Tanto cambio con l'uscita di Uttuso e l'ingresso di Corvaia. Cambia il terzino destro, mister Torregrossa. Direttore di gara che appunta il cambio. E allora si riprende per gli ultimi 9,5 più recupero, sale a +3 il Sant'Ernesto e qui continua ad attaccare Sistori con spazio, scambio con Siragusa, ancora Sistori, piazza il destro, palla fuori, manovrano bene Siragusa e Sistori, sicuramente insieme alla Parola le armi in più di questo Sant'Ernesto. Sicuramente con questo gruppo può dire la sua anche in contesti più competitivi come ad esempio i giovanissimi regionali, parere naturalmente personale, vedendo anche quello che è il divario tecnico con altre squadre. Qui l'ho cacciato, ferma Leonardo in fallo laterale. Tanto Manfred prova a passare, fermato da Acquisto, poi Sister anticipa anche il suo compagno, cerca di lanciare sulla corsa di Russo, questa è una gran palla, Russo non la controlla però, non gli rende giustizia. La Parola spinge, interviene Amato, poi Manfred sul corpo di Sisteri, Brigaglia, Siragusa, fermato, prova a tornare sulla palla, non ci riesce. El Gauri corre praticamente da solo, viene fermato, l'arbitro fischia fallo. C'è il cambio nel Sant'Ernesto, il secondo
Esce Siracusa ed entra Catalano. Secondo cambio anche per il Sant'Ernesto. Dunque punizione sulla palla, c'è El Gauri, la lunga rincorsa del numero 4 che arriva in area, uscita di La Rocca che va subito a lanciare, si è mosso La Parola, a vuoto in questo caso Leonardo, La Parola, ingresso in area, La Parola col tocco, il salvataggio da parte di Fricano, calcio d'angolo. La Parola subito a incaricarsi della battuta dalla bandierina, colpo di testa da parte di Davide Leonardo a mettere fuori, poi prova a spingere Grasso. El Gauri si libera, corre però in orizzontale, arriva una testa compagna a dargli una mano, Manfred, Amato non controlla, Brigaglia la riprende e tocca alla Rocca. La Rocca per Canie con spazio. Battuta lunga, La Parola che sbaglia, svirgola, uno dei primi errori della sua partita, rimedia però Russo. Coppola con lucidità per Russo, fermato col fallo secondo l'arbitro. C'è punizione dunque per il Sant'Ernesto con Locacciato. La Parola cerca di spizzare, Brigaglia corre, acquisto sulla sinistra, acquisto finta il cross, lo effettua ora, deviazione, calcio d'angolo numero 8, a 5 dalla fine più recupero, con Tancredi La Parola alla battuta. Lungo sul secondo palo, colpo di testa di Grasso, Coppola cerca di calciare in qualche modo, poi a vuoto tutti, la lascia uscire Manfred per il rinvio. Ci sarà cambio ancora per il Sant'Ernesto, ingresso di Ferraro per uscire Coppola che già si avvia verso il bordo del campo. Giorgino, calmo, tranquillo. Cambio anche nel Casteldaccia. Che ha già mandato dentro Alessio Fricano. Adesso manda in campo anche Arcuri. Esce Salvatore Leonardo. Dovrebbe essere uscito anche Grasso. Cambia gli uomini in questo finale di partita. Qualche scampolo concesso da mister Francesco Lanza ai suoi elementi in panchina. Di testa Locacciato, Catalano, il tocco che non riesce. Poi Russo, la palla è uscita. Rimessa intercettata da Russo, subentra nell'azione il Gauri, poi Arcuri, Locacciato con l'intervento, poi Catalano, fermato, palla messa fuori da Alessio Fricano.
si dimezzano Edoardo in campo ma raddoppiano i Feicano. Qui la giocata da parte di Ferraro che rischia di perderla, in effetti la perde, poi prova a riconquistarla, subentra anche Locacciato, poi il tocco e alla fine recupera il Sant'Ernesto con Acquisto che lascia a Sistori, la conduce, poi verticale per la Parola, fermato El Gauri, interviene Brigaglia, ancora si lotta, alla fine gestisce con calma e con Locacciato il Sant'Ernesto. La Parola sempre in verticale a cercare la corsa di Catalano che non arriva, era forse anche in fuorigioco, in ogni caso Andrea Africano. Locacciato, intervento di Alessio Africano, poi anche l'arbitro in mezzo, El Gauri prova a passare, la tiene in campo, non la tiene in campo, allora fallo laterale. Cambia ancora con l'ingresso di Imburgia al posto di Colletta, dovrebbe aver esaurito i cambi Francesco Lanza quando siamo a 90 secondi dal termine più recupero. Vedremo se peserà la situazione di punteggio, se il direttore di gara sarà fiscale nell'assegnare recupero. Brigaglia, velo di Sistori, non arriva a questo. Brigaglia prova ad arrivare, poi Di Giacinto all'indietro, Modica per Andrea Africano che la mette direttamente in fallo laterale. Questa verrà eseguita da Acquisto, Sistori, Acquisto, ancora Sistori, triangolo che si chiude, palla messa in mezzo, allontanata da Lonardo, poi pallone che rimane lì, conclusione, bravo qui Andrea Africano sul tentativo di Russo che stava per fare doppietta, gliel'ha negata il numero 1 del Casteldaccia che a dispetto dei 4 gol subiti comunque in cui ha fatto veramente una buonissima partita. Qui Catalano col pressing regolare sul portiere, scadono i 70, Locacciato, palla allontanata da Manfrè, poi prova ad arrivare il Gauri, l'anticipo secco da parte di Corvaia, mentre c'è un cambio, entra Trupiano, esce Canie, recupero già iniziato da una ventina di secondi, direttore di gara che non ha, eccolo, appena segnato 5 di recupero. Pallone girato in avanti, poi colpo di testa che favorisce l'intervento di Corvaia. Sistori cerca il lancio, palla che rimbalza, si inserisce la Parola con i tempi giusti, la Parola! E alla rete numero 5 del Sant'Ernesto che chiude in trionfo con la doppietta di Tancredi La Parola che stavolta non viene davanti alla telecamera. C'è comunque la quinta rete, doppietta personale, molto bravo anche Sistori. E dunque in pieno recupero, arrotonda ancora il risultato il Sant'Ernesto, sicuramente una giornata meno tribolata rispetto a quella di Caccamo, quando arrivò una vittoria risicata contro lo Sporting Termini. Vittoria, non 3 punti come abbiamo detto perché è partita fuori classifica, però sicuramente fa morale, consente ai ragazzi di crescere dall'una e dall'altra parte. Mancano 3 minuti o meno alla fine.
Qui la butta via il Casteldaccia e allora fa andare con le mani Corvaia. L'ho cacciato. La Parola, Trupiano prova a passare, viene fermato, poi ancora la Parola a lottare, l'ultimo tocco è il suo e allora rimessa per Ioro Amaranto. Qui il controllo cercato ma non trovato da Arcuri. Acquisto, Sistori fa viaggiare Brigaglia a sinistra. Brigaglia prende il centro, non sa chi darla, poi si appoggia. Di gara che aveva fermato il gioco dirigendosi verso Catalano, mi è sfuggito il motivo. Qui intanto Acquisto arriva ma col passo lungo e con poco spazio per giocarla. La Parola, poi Russo anticipato. Sistori, la palla era uscita, quindi fallo laterale per il Casteldaccia. Ancora una volta allergia quasi al fischio, mentre si rialza per Fortuna Russo. Con le mani Manfrea al limite del cambio, poi ancora il numero 6 del Casteldaccia, El Gauri la controlla, prova ad accelerare, il Gauri prova a fare tutto da solo, salta anche lo cacciato, ingresso in area, il Gauri poi se la allunga troppo e alla fine arriva la Rocca che la può prendere con le mani e può subito rilanciare. Sicuramente ragazzo da far crescere al meglio perché le doti le ha, deve sicuramente naturalmente sgrezzare qualcosa. Classe 2010, come quasi tutti i ragazzi in campo oggi. Qui la punizione, sta scadendo il quinto di recupero. Colpo di testa di Trupiano. Poi pallone calciato in avanti da Manfrè, colpo di testa. Trupiano. Poi Acquisto nella lotta, Manfrè allontana, l'ho cacciato, in qualche modo sfiora, scaduto il recupero. Direttore di gara che fischia adesso, finisce la partita, vince il Sant'Ernesto che batte il Casteldaccia 5-1, ha dilagato nella ripresa la squadra di Torregrossa che non mette punti in cascina ma sicuramente mette consapevolezza per il prosieguo del campionato dei giovanissimi della provincia di Palermo. Noi chiudiamo questo collegamento da Villa Sant'Alfonso, da Sportisili è tutto. Ricordo gli appuntamenti del pomeriggio, in realtà appuntamenti già partiti alle 11:30 con Accademia Palermo Calcio Cus Palermo, sempre giovanissimi provinciali under 14, poi eccellenza, promozione, highlights, classifiche, tutto quello che potete trovare su Sportisili. Alla prossima.